Console Piccinetti, perché un consolato qui a Treviso? Non poteva mancare in una regione così importante come il Veneto un consolato per la Colombia. La Colombia fondamentalmente è un grandissimo paese agricolo, non solo, però anche quello. E come voi sapete il Veneto è una delle regioni italiane e in Europa più sviluppato sull'agroalimentare 4.0. Colombia e Italia nella fattispecie Veneto. Quali nuove prospettive di interscambio si intravedono tra i due paesi e la nostra regione? Fortunatamente l'interscambio prima della pandemia è cresciuto, fra Colombia e Italia è cresciuto tantissimo, più del 22%. E siamo diventati il paese più importante per la Colombia di interscambio commerciale fra i paesi europei. Particolarmente in Veneto noi speriamo, io particolarmente, sarà il mio compito anche a cercare di sviluppare non solamente un interscambio commerciale ma anche un interscambio industriale. Ci sono enormi possibilità. La Colombia è un paese accogliente, un paese giovane, un paese resiliente. Io dico sempre che i colombiani sono il popolo più resiliente al mondo, in quanto hanno avuto veramente tanti problemi, se pensiamo ai narcos, se pensiamo alle FARC, ai gruppi rivoluzionari, però sono sempre rimasti corretti e fedeli alla Carta Repubblicana, non hanno mai avuto un colpo di Stato. Perciò ci sono tantissime possibilità oggi, particolarmente dopo aver passato tutte queste problematiche, enormi possibilità per le aziende italiane per intraprendere una via virtuosa dal punto di vista industriale e non solamente nell'agroalimentare ma anche in altri aspetti, per esempio il turismo, possono essere tantissime opportunità. La Colombia prima della pandemia era il paese sudamericano con una crescita maggiore, aveva raggiunto addirittura il 7% del PIL, perciò è veramente un paese estremamente culturalizzato, ci sono più università a Bogotà che tutto il resto del Latino America e veramente possiamo sviluppare tantissimi rapporti fra il Veneto e la Colombia. E quali occasioni di sinergia commerciale si ipotizzano? Possiamo iniziare attraverso appunto l'agricoltura 4.0 e stiamo organizzando anche missioni. Fortunatamente adesso si ripotrà viaggiare, perciò organizzeremo delle missioni sia industriali che commerciali fra aziende venete per la Colombia e viceversa, e ci sono veramente grandissime opportunità. Poi non dimentichiamo che la Colombia è sempre oggetto della cooperazione, la cooperazione che oggi come oggi fortunatamente anche l'Europa ha capito che deve essere sostenibile e condivisa. Perciò ci sono veramente tanti fondi anche sulla cooperazione per sviluppare attività imprenditoriali in Colombia. Quanti colombiani sono in Italia e quanti in Veneto? In Italia sono circa 20.000 ed in Veneto quasi 2.000, tantissimi. Pensavo meno, fra parentesi. Invece sono 20.000 colombiani con i documenti italiani, perché poi magari potrebbero essercene di più, però insomma 20.000 sanciti dall'Istat con documenti italiani e 2.000 in Veneto, che è un bel numero, e sono assolutamente integrati, lavorano tutti, sono assolutamente integrati. Quali le opportunità imprenditoriali e di investimento per gli italiani? Allora, ce ne sono diverse, come le ho detto. Poi consideri che la Colombia, la ringrazio della domanda, ha un rapporto particolare con gli Stati Uniti. Per esempio, se un imprenditore veneto volesse aprire un'azienda industriale, commerciale, agricola, ma in tutti i settori in Colombia, potrebbe vendere i suoi prodotti manufatti dalla Colombia negli Stati Uniti senza dazio, e questo è un fatto molto importante perché si apre un mondo enorme, un mercato enorme. Il Sud America, voi sapete, da sempre ha vissuto alti e bassi dal punto di vista, diciamo, dell'economia. La Colombia è quello che è cresciuta di più, purtroppo ovviamente come tutto il mondo ha avuto un blocco dovuto alla pandemia, ma si sta riprendendo benissimo. Ribadisco, è un paese giovane e soprattutto preparato. I giovani sono preparati perché c'è un altissimo livello di scolarizzazione. Quanto sono attratti dalla Colombia i turisti italiani? Tantissimo, il turismo italiano è cresciuto tantissimo. La Colombia è bella da visitare tutta. La Colombia è un paese meraviglioso, io ho vissuto lì, lavoravo in Olivetti, e dalle Ande al mare, perché la Colombia ha i 5.000 metri, i 6.000 metri e si arriva poi fino al Mar dei Caraibi. Perciò veramente ha spazi enormi, bellissimi, possibilità di visita, non solamente storia ma anche turismo. E però c'è tantissimo da vedere, è il paese con le specie sia animali che vegetali più importanti al mondo, è assolutamente ecosostenibile, un paese
veramente molto bello, si può visitare in lungo e largo tranquillamente, senza problemi di sicurezza, e la sicurezza insomma come in tutto il mondo, ci sono zone più o meno sicure e altre zone, però è completamente sicura la Colombia, è veramente un bellissimo paese, gli italiani l'hanno scoperto grazie anche a questo film che ha fatto Walt Disney, Encanto. Veramente la Colombia è un paese assolutamente ospitale, da visitare, bellissimo. Grazie console di averla avuto qui e arrivederci. Ringraziamento veramente, grazie a voi e grazie al Veneto, grazie che ci ospita e speriamo veramente che inizi questo tipo di rapporto fra il Veneto e la Colombia. Grazie.